Allora, il concorso musicale nazionale Città di Belluno è un concorso aperto a tutti i giovani musicisti fino ai 25 anni di età che hanno l'opportunità di esibirsi su un palco importante come il Teatro Comunale di Belluno o Palazzo Fulcis di fronte ad una giuria di eccellenza formata sempre da grandi musicisti, grandi direttori d'orchestra, direttori di festival importanti, docenti di conservatori e quant'altro. I ragazzi si esibiscono come solisti, tutti gli strumenti, oppure in formazioni che possono essere formazioni camerali, orchestrali oppure cori. Abbiamo anche una sezione internazionale di canto lirico che è rivolta ai giovani cantanti fino ai 35 anni di età. Il concorso è suddiviso in categorie proprio per dare a tutti l'opportunità di esibirsi, per cui abbiamo una sezione piccoli talenti, la sezione scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, la sezione licei, sezione scuole di musica, conservatori, appunto orchestre, bande, pianisti, canto lirico e anche il canto moderno che sarà suddiviso tra cantautori e interpreti. A tutti quanti i ragazzi che accedono alle finali vengono offerte delle borse di studio messe in palio sia dalla Banca Prealpi San Biagio, che ringrazio, che da altre associazioni del territorio che ci sostengono, tipo l'associazione Martina Bonavera piuttosto che il club in Airwheel, e altre grandi opportunità artistiche proprio grazie alle collaborazioni che sono state create nel corso degli anni con altre parti festival e maestri direttori di altre parti d'Italia. Diciamo che quello che ci ha coinvolto immediatamente è stata la visione del progetto, un progetto che si riversa sul territorio. Banca Prealpi è banca del territorio, è banca che riceve dal territorio, banca che vuole dare tanto sul territorio. È un progetto che coinvolge i giovani, un progetto che coinvolge cultura, musica, arte, un progetto che valorizza la città di Belluno. È questo il motivo fondamentale per cui abbiamo voluto esserci. Direi che è assolutamente un'opportunità da cogliere al volo. L'amministrazione fin dalla prima interlocuzione avvenuta a luglio dello scorso anno ha inteso accogliere con estremo favore e interesse questa iniziativa che ha un'indubbia valenza culturale, soprattutto perché valorizza le eccellenze, mette in una sana competizione giovani e giovanissimi a beneficio dell'arte e della cultura e a beneficio della città, perché noi avremo in circa un mese, anche di più, tante persone, giovani e famiglie che verranno a Belluno a scoprirla, a intessere relazioni e ad avere poi l'opportunità di esprimersi attraverso uno strumento incredibile che non conosce confini, qual è quello della musica. Quindi ben venga questa quinta edizione, mi auguro che ve ne saranno tantissime altre in una proficua sinergia tra pubblico e privato, che poi è la cifra necessaria per portare avanti iniziative culturali di alto spessore, ripeto, a beneficio di Belluno e dei bellunesi, ma non solo.